io sono Silvia Mondini e oggi ho il piacere di intervistare il dottor Antonio Alberto Semi, che è medico e psichiatra, nonché analista con funzioni di trading della Società Psicoanalitica Italiana e socio fondatore del Centro Veneto di Psicoanalisi. In passato è stato anche vicepresidente della SPI e direttore della rivista di psicoanalisi, solo per citare le cose più importanti fra le molteplici cariche che ha ricoperto. Allora, benvenuto, dottor Schegni. Grazie. Mm. Allora, così dando un'occhiata un po' agli svariati lavori che sono stati pubblicati, e per pubblicazioni intendo sia i volumi che gli articoli che sono stati così pubblicati nelle riviste più prestigiose italiane e straniere, mi è parso di vedere che ci sia proprio un costante coniugarsi di un interesse proprio nei confronti del metodo psicoanalitico, con l'interesse e la passione per l'individuo nella interazione con la complessa realtà che ci circonda, no? Individuo che poi viene concettualizzato, e so che ci tieni, come un tutt'uno, che seppur frammentario e conflittuale, comunque è un tutt'uno, in contrapposizione anche a coloro che teorizzano invece l'esistenza di una diade o di una fusione fra due, perché va contro il dato anche percettivo, no? Certo. Allora, sulla base di questo percorso, volevo così domandare quali sono state le prime idee, le prime impressioni, le prime associazioni sul titolo di questo colloquio, ovvero diniego, illusione e speranza, che sono appunto tre termini che sottendono il rapporto con la realtà e anche con il tempo in cui viviamo e con tutti i tempi in cui che ci sono dentro di noi e che vivono. Certo. Io sono rimasto al primo momento un po' così scosso perché sono tre termini che in gergo psicoanalitico si possono definire a livelli diversi, nel Mm, senso che il diniego è un qualche cosa di inconscio. mm, L'illusione è un qualche cosa che spesso è preconscia, mm, eh, e che quindi può essere portata facilmente poi al livello cosciente. La speranza, in viceversa, è un atteggiamento cosciente. Allora mi sono chiesto se mettere assieme queste tre cose eh, eh, veniva, diciamo, sul mio discorso, cioè sulla necessità di cercare di riuscire ad avere un'immagine unitaria. mm. Se si riuscivano a connettere queste cose per dare un'idea di come si muovono all'interno di un individuo, cioè di un qualche cosa che non si può separare. Mm, Quindi come si articolano, insomma, no, queste tre Certo, dimensioni, partendo appunto dal presupposto che il diniego è inconscio, l'altro è preconscio, per lo più, no? L'illusione, certo, anche se la avvertiamo coscientemente, certo. e lo stesso dicasi per la speranza, che mi sembra che poi dei tre termini sia quella un pochino più estranea alla diciamo concettualizzazione psicoanalitica. Mi pare che Sì, eh, anche se però può essere collegata a quelle frasi tremende che dice ogni tanto Freud, per cui, per esempio, ogni giudizio di valore è sempre legato solamente al desiderio e quindi è inaffidabile, mm, perché poi del desiderio ne sappiamo sì e no, anche dentro noi altri stessi, no? mm, E quindi anche la speranza che ha qualche cosa a che fare col desiderio, è però è un qualche cosa di relativamente inaffidabile, no? Mm. sì. E questa è una dimensione inquietante dell'individuo, no? Mm. Di noi stessi. E l'illusione? Eh, L'illusione, anche lì, no? Eh,
che rapporto c'è tra l'illusione, come dire, percettiva, mm, Mm. eh, quando pensiamo di essere tirati da uno sconosciuto per la giacca e invece ci siamo impigliati in un ramo, no? O invece un'illusione ideale, quando allora abbiamo un'idea che eh, possiamo fare delle cose che in realtà non possiamo fare, no? L'illusione allora è un campo, secondo me, frequentissimamente frequentato, eh, cioè che usiamo sempre e sul quale andrebbe esercitato continuamente un'attività critica. In fondo, lo specifico della psicoanalisi è introdurre il logos, diciamo, là dove nell'inconscio il logos non c'è, no? E anche in questo caso introdurre una possibilità di critica di che cos'è l'illusione, nello stesso tempo sapendo che è un'attività necessaria. Mm. Non potremmo vivere senza illusioni, diciamo, no? È necessario che ci illudiamo, ma che è necessario essere consapevoli che è una nostra attività, ma che poi la realtà è un'altra cosa. L'interessante dell'illusione è che interroga continuamente la nostra capacità di fare un esame di realtà che sia utile, Mm. non un esame di realtà passivo di adattamento, eccetera, eccetera, ma un esame di realtà per vedere quanto della parte illusoria può essere realizzato nella realtà fuori di noi, no? Questo è Mm. il punto, mi pare interessante, dell'illusione e dell'esame di realtà, ben inteso. Mm? Certo, ma per esempio adesso mi viene in mente, no, a proposito di illusione, anche no, che un lavoro piuttosto eh, datato che io mi ricordo, in cui veniva proprio specificavi che l'illusione serve anche a introdurre a livello di coscienza qualcosa che altrimenti rimarrebbe fuori, ma introdurlo attraverso un criterio di inclusione e non di esclusione, come accade per esempio per la negazione. Ah, certo, certo. Che Questa è una delle dimensioni possibili dell'illusione e allora costruttiva. Ma, esatto. ma ripeto, sempre se poi viene coniugata a un'attività critica, cioè a rendersi conto, ah, accidenti, come Mm, mai mi è venuto in mente adesso questa mm, cosa, no? E quello è il punto mm, importante. mm, Eh, Da questo punto di vista, l'illusione può essere anche un metro per, come dire, per misurare dentro noi altri stessi quanta ricchezza ci sarebbe, mm, mm, quante possibilità ci sarebbero, è una parola che non mi piace tanto, ma quanta creatività ci potrebbe essere, diciamo, no? E quanto ne tiriamo fuori abbastanza poca. Mm. mm, mm, Eh, Mentre l'illusione, come dire, momentaneamente ci dà però questa idea, no, eh, mm. Esatto, esatto. sì. E un'ultima parola sul diniego? Ah, il diniego. Mm, Eh, il diniego è un meccanismo di difesa molto particolare e eh, che ha la particolarità che lo usiamo costantemente, mm, mm, ma che riusciamo a concepirlo, proprio a pensarlo, solamente sulla patologia, mm, sulla mm, grande patologia, sulla psicosi, su cose di questo genere qua. Mentre in realtà tantissime cose le deneghiamo costantemente, un po' proprio per non essere sommersi da ciò che capita anche nella realtà esterna, no? Ma un po' anche proprio per, come dire, per individuare degli spazi nei quali possiamo infilarci e cercare di realizzare i desideri. mm, Se pensassimo viceversa che sempre
sta per accadere la catastrofe, sta accadendo la catastrofe, ci sono tutte le impossibilità, siamo schiavi del destino e via di seguito, se pensassimo staremmo fermi, no? Invece no. Da questo punto di vista è interessante l'uso del diniego nella quotidianità, a volte serve per aprire degli squarci in cui possiamo infilare il desiderio. Mm. Mm, mm, mm. Eh, Certo, no? Mi veniva in mente anche tutta la questione ormai dibattuta praticamente quotidianamente sulla questione del diniego delle condizioni dei cambiamenti climatici e ambientali. certo, Quanto certo. questo sia anche, no, necessario per poter in parte Mm, continuare a vivere, altrimenti se pensassimo che davvero, no, siamo certo. in estinzione Mm, diventerebbe certo, problematico, però ciò non toglie invece la necessità di parlarne e di fare qualcosa per cercare di certo. confrontarci Mm. costruttivamente e creativamente con questo aspetto, no? Cioè, Certamente. E parte. a volte proprio il fatto di, come dire, di accorgerci che Mm, stiamo denegando, per esempio, questo aspetto climatico, nel momento in cui ce ne accorgiamo, individuiamo anche un minimo di sentiero che possiamo percorrere per andarcene fuori, no? mm. Eh sì. Eh, Mm, mentre se deneghiamo tutto, mm, cadiamo veramente dalla padella alla brace, no? mm. Mm. Ah, Bene, allora bene. grazie intanto per per questo scambio Mm. di impressioni e alla prossima. Grazie e ci vedremo al convegno. Va bene, certo.